Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, dal campionato di Serie D sino alla prima categoria. Oggi una brevissima ma importantissima finestra anche con la seconda categoria insieme ad un dirigente del D'Agata, e poi più tardi sul finire avremo la bella finestra dedicata invece al calcio a 5 insieme ad Alessio Patti. Ma adesso dobbiamo dare il benvenuto ad Antonio Borzi. Ciao Antonio. Ben ritrovato anche a te. Campionato di prima categoria, subito con te alcuni gironi del campionato di prima categoria, non avremo né schermata né risultati, però ci dai un sunto completo. Come sempre diamo una rapida occhiata ai vari gironi che non trattiamo con le schermate, sono il girone B, il girone C, il D e il girone H. Facciamo una rapida occhiata sul girone B, dove il Cassia Termini si conferma prima in classifica con 32 punti, ma non ha giocato a causa dell'impraticabilità del campo. Ci sono state diverse partite rinviate nei vari gironi, soprattutto nel girone C, dove ben 3 partite sono state rinviate per impraticabilità di campo. Invece il secondo, il Crizzi, sempre nel girone B, ha perso in trasferta. Girone C, come dicevamo prima, sì, vede la Stefanese che si conferma in vetta, vince, ma è una classifica un po' falsata perché ben 3 partite sono state rinviate. E quindi giustamente ancora non si è anche chiaro. Mi ricollega a quello che dicevamo prima, problemi anche di strutture, perché non è possibile spesso che per una pioggia breve spesso si devono rinviare. Ma in questi campi dilettantistici succede spessissimo. Purtroppo succede spesso, ci sono proprio dei difetti di base in un certo senso. Nel girone D invece sempre primo il Merì con 35 punti, l'Iniziativa invece pareggia 0-0 e quindi diciamo si distanzia, vi è questa classifica un pochettino più allungata. Volevo dedicare un po' più di tempo al girone H, sì. Il girone H che la scorsa volta abbiamo detto del mitico derby di Gela con più di 1000 sì, persone presenti, sì, per prima categoria. Che per la prima categoria sono tantissimi, Ma si torna a parlare del Gela che è prima in classifica, ma c'è stata una polemica nell'ultima settimana col presidente del Gela che non voleva, diciamo, fare giocare la partita in trasferta perché era stata proibita la trasferta per i tifosi del Gela. No, non è possibile. In prima categoria questa cosa bisogna sorriderci in questa cosa. Non solo i tifosi devono spendere soldi di benzina, facciamo proprio gli esempi abbastanza pratici tutti quanti. Certo. Per giunta era proibita la trasferta con una società in cui non c'erano mai stati problemi fondamentalmente. È vero. E infatti aveva minacciato di non giocare, poi c'è stata una riunione all'interno della società del Gela stesso, anche i tifosi stessi hanno detto di provare a giocare la partita e ha vinto la partita. Ho capito, va bene. Allora adesso parliamo dei gironi con la schermata e quindi con il commento tecnico sia di Antonio ma anche giustamente dei nostri ospiti. Parliamo del girone A, sempre appunto di prima categoria, abbiamo i risultati insieme alla nostra Giulia. Bolognetta Bagheria 1-0, Città di Casteldaccia, Bonagia Sant'Andrea 6-1, Don Orione Campobello 2-2, Borgata Terrenove Ezio Roma 4-0, Città Isola delle Femmine Partini Caudace 0-3, Equip Comprensorio Palermo Sparta Palermo 2-0, Riposa Liatina Promonreale. Allora, a questo proposito abbiamo anche la schermata della classifica del girone A del campionato sempre di prima categoria. Nel frattempo che la facciamo vedere sentiamo subito anche il commento tecnico di Antonio. C'è un Borgata Terrenove che ha dei nomi altisonanti come Nino Barraco, quindi cerca sempre di distanziare la seconda in classifica che è l'Equipe Comprensorio Palermo, ma non ci riesce, c'è sempre una distanza di 3 punti fra le due squadre, vince anche la terza in classifica. Diciamo che vi era uno scontro al vertice questa giornata, che era quello che vedeva l'Equipe Comprensorio Palermo contro la Città Isole delle Femmine contro il Partini Caudace, un nome impossibile anche per i tifosi, penso. Perché si chiama Partinico e poi Audace, loro hanno unito e Audace. hanno impedito a tutti quanti di pronunciarlo, se non per i tifosi stessi. Da sottolineare in questo girone invece dei cambiamenti all'interno della società dello Sparta Palermo con le dimissioni dell'allenatore e con una partita che è stata assegnata, è stata vinta a tavolino sub iudice per un problema di fuori quota, era stato sostituito un giovane con un senior in un certo senso. Ho capito. Io una battuta la voglio fare anche subito con Santino. Borgata Terrenove, parliamo della provincia di Trapani, che un po' insomma è contenta, no, di questo Trapani che va benissimo in Serie B, ha alimentato un indotto di società dilettantistiche che fa piacere. Sì, io ho giocato a Trapani nel 2003, piazza spettacolare. Certo non erano tempi belli come ora hanno una Che categoria era? Era in Serie D, una squadra di ragazzini, abbiamo fatto un ottimo campionato.
Ora c'è una società solida, un progetto serio, sicuramente andranno in Serie A fra qualche anno, ne sono convinto. E poi ho letto l'articolo di Telenove dove c'è Barraco. Mi fa piacere che ancora ha tutto questo entusiasmo, questa voglia di giocare. Ma come fa? Io non lo so. Vuol dire che mangia bene e dorme bene. E poi c'è, no, volevo dire, c'è pure la squadra dei soldi, Toto Tedesco, Sì. col quale ho giocato, è il più forte dei 3 fratelli Con tedeschi. quale squadra non hai giocato tu? Perché a questo punto... Ho giocato a Gualdo Dadino, abbiamo giocato in Umbria assieme. E vi assicuro che è il più forte dei 3 fratelli. Lui ha avuto problemi alle ginocchia, cose, ma eccezionale E se lo dice Santino Torici perciò credo che è una bella lotta lì. È vero, è vero, è vero. Parliamo del girone E del campionato di prima categoria. Abbiamo i risultati insieme alla nostra Giulia. Girone E prima categoria. Robur Calatabbiano 1-3. Aci Bonaccorsi, Città di Aci Catena 2-1. Lineri Mister Bianco, Ionica Football Club 1-3. Milo, Real Santa Venerina 1-1. Messina Sud, Russo Sebastiano Calcio 0-0. Desport Gaggi, Sporting Club Giardini 4-0. Aci Sant'Antonio Trecastagni 0-2. In questo girone insomma avremo modo di parlare un po' di più perché insomma abbiamo i protagonisti qua del Calatabbiano, di questa bella cavalcata del Calatabbiano, però sottolineiamo questa bella vittoria anche del Trecastagni. Era il big match, diciamo, ha sì. vinto 2-0 in trasferta. Nel frattempo possiamo far vedere anche la schermata del girone Trecastagni che non si vuole fermare, diciamo, ha anche fatto forse un favore a voi del Calatabbiano in un certo senso perché ha allungato la distanza con la terza in classifica. Io non vedo questo Trecastagni, è una realtà, la conosciamo tutti quanti, un livello diciamo fra virgolette superiore, quasi semiprofessionistico per la prima categoria, quasi esagerato, semiprofessionisti. perché so che si allenano per esempio alle 2:30 del pomeriggio, che è una cosa che molta gente che lavora 4 volte, si allenano soprattutto 4 volte a settimana. Però la prima categoria è strana, sappiamo benissimo che magari è uno scontro diretto e voi potete avvicinare un punto e un po' di paura anche il Trecastagni dovrà provare. Avete un po' di paura di questo Trecastagni, Santino? No, Voi farete il vostro cammino. Noi viviamo la giornata. Sereno. No, noi sicuramente il Trecastagni, siamo andati a vedere la partita oggi di Sant'Antonio. C'era Sant'Antonio, c'erano tutti oggi. Sì, Molta ha dimostrato match. Trecastagni che, come ha detto lui, non c'entra niente, ha detto pure Mister Tosto l'altra sera, è di un'altra categoria, effettivamente, sia come società, sia come squadra, come struttura tecnica, ha dei giovani interessanti, non c'entra, farà un campionato a sé, anche perché il fatto che si allenano 4 volte a settimana, noi ci alleniamo una volta, è tutta un'altra storia. È tutta un'altra anche storia. se devo dire, io a livello tecnico, centrocampo in avanti nostro non me lo cambio, non si offenda nessuno, non me lo cambio con nessuno completamente. Però noi viviamo alla giornata. Voi siete nella piena atmosfera dilettantistica. Sì, E noi sì, però non abbiamo l'ottica. Però giochiamo, questo posso garantire, giochiamo sempre per vincere. Guai se non fosse così, Santino. Lombardo, ma comunque a questo punto un pensierino a questo secondo posto che può essere anche di buon auspicio per i playoff, insomma ce lo fate. Noi come ha detto Sando viviamo alla giornata. Sinceramente ci sono squadre costruite e attrezzate per fare meglio. Cioè, qualcuno lì dietro forse doveva essere a posto nostro, doveva essere... Ma vostri 34 punti non me li toglie nessuno però. Guadagnati, sudati. Anzi, voglio dire... Diciamo, per la nostra realtà stiamo facendo bene, stiamo facendo tanto. Oltretutto stiamo riprendendo anche il settore giovanile che per noi è importantissimo. Bene. Mi piace. E andiamo perché cerchiamo di... Non ci sono dei costi di gestione altissimi, non ci sono più, c'è una crisi economica che incombe. Sappiamo tutti del problema che attanaglia le società dilettantistiche. E allora il nostro progetto è basato sul settore giovanile. La nostra è una società che in 3 anni ha fatto 2 promozioni e cerchiamo di E forse andare è proprio avanti. il settore giovanile anche il passo in più del Trecastagni, che ha sempre avuto un fortissimo settore giovanile e soprattutto in prima categoria, anche con i fuori quota, eccetera. E oggi l'ha dimostrato, vedendo la partita, impressionato dal Trecastagni, ma mi dispiace dire, mi aspettavo di più dalla Ci Sant'Antonio. Vabbè, sarà magari un l'amico Lucio Tosto
da rivedere qualcosa. E va bene, allora sicuramente ci saranno i tempi e i modi, e poi c'è questo scontro però diretto tra aspetta non molto. un secondo terzo posto infuocato. Sarà una dura lotta, però questo fatto che c'è questa atmosfera in questo girone di grande incertezza, soprattutto dopo il Trecastagni, anima il girone stesso, no? Cioè, c'è molta girone incertezza. forte, È un girone molto forte, per perché essere prima forte. Aci Sant'Antonio, Milo, il Città di Acicatena. Acicatena, che qualcuno sta sottovalutando. La Ionica. Noi pure. no, la la Ionica. Ionica, guardate che è una bella squadra. Insomma, sarà una dura La lotta. Russo Sebastiano, una bella Ma squadra. sottolineerei anche Robur, non sarà Non facile sono per male. nessuno andare a vincere alle Toiane. Insomma, come puoi ben vedere, Diciamo Antonio, che sarà una dura lotta. avendo giocato in prima categoria speravo di non avere mai un girone del genere. Quindi Girone quest'anno forte. Allora, chiudiamo il campionato di prima categoria, lo facciamo subito con il girone F. Antonio, dopo ci farai il tuo commento, prima sentiamo i risultati insieme a Giulia. Tremestieri Belpasso 2-1. Biester Bianco Città di Maletto 1-1. Real Adrano Città di Mascolucia 1-3. Città di Randazzo Cometa Biancavilla 4-1. Gravina Calcio Massimiliana 1-3. Ciclope Bronte Real Città di Paternò 3-1. Città di Catania San Giovanni La Punta 1-1. In classifica Città di Catania in testa con 35 punti, facciamo vedere subito la schermata, a seguire questo Randazzo con 34, velocissimo, Diciamo perché che- poi dobbiamo parlare anche del girone G. Girone G, ma in questo girone non c'è molto da dire. Il Città di Catania si ferma contro il San Giovanni La Punta, ne approfitta il Città di Randazzo, una classifica che si fa molto corta, e qui veramente sarà infuocato, soprattutto perché il girone di ritorno ancora è tutto da giocare. È vero, è vero, è vero. Voglio adesso chiudere la prima categoria con il preannunciato girone G, lo facciamo anche con i risultati insieme alla nostra Giulia, girone G. Città di Canicattì Belvedere 0-1. Frigintini Carlentini 3-4. Atletico Militello Città di Augusta 2-3. Ellenica Floridia 0-3. Atletico Scicli Marina di Ragusa 0-2. Megara Augusta New Pozzallo 1-4. New Team Ragusa Sporting Eubea 2-0. Importante vittoria esterna del Belvedere che salva in un certo senso la vetta. Diciamo che Belvedere non accenna a fermarsi, fattore casa fondamentale per il Belvedere. C'è una nota, diciamo, peccato che Ciccio è un po' andato via, perché il Megara Augusta ha perso 4-1 contro il Pozzallo, è stata una brutta botta ed era il big match, diciamo, della giornata, perché vi era ora sono tre squadre al terzo posto a pari punti. Diventa interessante notare però come la prima e la seconda, vincendo, fanno un passo avanti e creano un vuoto, e quindi abbiamo la prima e la seconda a 38 e 35 punti, mentre le terze già sono a 29. E quindi la differenza è considerevole, è considerevole. Una battuta velocissima a 30 secondi con i nostri ospiti. Siracusa comunque continua ad avere una tradizione soprattutto in queste categorie minori. Belvedere sale, scende, si conferma, però è la dimostrazione che comunque sono categorie che appartengono in un certo senso a queste società. Beh, Siracusa, quelle realtà le conosco poco sinceramente, Siracusa in quanto tale, proprio in quanto città, merita la Serie Molto B. di più. Questo per esempio non campionato di Serie D che sta affrontando non c'entra quest'anno. niente, addirittura con fatica, in eccellenza sta faticando, ma Siracusa non c'entra niente perché ha sfiorato la Serie B. Queste realtà, Belvedere, Renandes, vivono e vivacchiano in queste categorie. Ci piace però sottolineare che anche comunque il Megara con doppie squadre cerca insomma anche lei di venire fuori da questo campionato di prima categoria, sia il Città di Augusta che il Megara Augusta. Certo, effettivamente sentire il nome Megara e vederlo in prima categoria soffrendo, si soffre effettivamente. È vero, è vero. Questo problema non ce l'ha sicuramente il Tacata invece, che fa un campionato di vertice e momentaneamente non ci pensa alla prima categoria. A me dispiace vedere invece come ultimo l'Atletico Militello. Sì. L'Atletico Militello che è dell'amico Sebastiano e Lucio, che è una società che a me è sempre stata amica. Però è un po' altalenante, no? Non dà continuità di risultati. No, mi dispiace infatti, perché pareggia e poi perde in casa. Ma una squadra giovane comunque. Non ha una continuità. Hanno fatto un calciomercato di inizio anno con molte cessioni, c'è stato un... Speriamo che non regni confusione, perché sennò si rischia veramente di perdere anche la categoria. E Militello sappiamo che
ha insomma, Ha una disputato storia alle categorie spalle. molto più importanti. Salutiamo Antonio Borzì, Grazie, arrivederci con a lui tutti. ci rivedremo chiaramente la prossima settimana, tra poco parleremo anche del calcio a 5, lo faremo con Alessio Patti, però adesso noi da questa puntata, e lo faremo ogni 15 giorni, inseriamo qualcosa che ci fa un po' sorridere nella nostra trasmissione. Anche noi di Penalty abbiamo i nostri inviati, le nostre iene un po' particolari, abbiamo gli spilli di Penalty. Guardate